Fotu tenuto da Vitali, lo fa fuori a questo punto sulla linea di fondo, non fa fatica ad arrivare al ferro, prova a sfidare Tyler Kane, prima Fotu e poi Tessitori. Orton ferma il palleggio, tiro senza ritmo, riesce comunque a mandarlo a bersaglio, super canestro quindi Ken Orton, è fuori ancora per Uglietti, apre il palleggio, deve andare allo scarico, lo trova per Jordan Parks che appena entrato fa muovere la retina dalla lunga distanza. Poi Zerini butta davanti in qualche modo, ma è asfissiante la difesa di Treviso. Poi Alviti con il piazzato, più 8, massimo vantaggio per la De Longhi. Aspetta il blocco di Kane, ancora la Quintana, si protegge con il fisico. Palla che prima con la tabella, poi con l'aiuto del ferro. Da fuori per Fotu, Logan. Ancora una volta a scaricare la conclusione dall'arco. E dai che ci ridai. Tentativo dopo tentativo. Quintana fuori per Orton, long jumper di tabella. La Germani chiude sul 38-29. Comunque la cosa più importante è stata una bella stoppata nel finale di primo tempo, oltre a questo assist per Tessitori che si gira meravigliosamente. Schiaccia sotto per Moss, finta su Logan. Moss con il perno, palla che dolcemente si arrampica. Parks in punta per Fotu, l'avevamo chiamato e figuriamoci se poteva sbagliare in questo momento. Moss, Sacchetti con tutto lo spazio del mondo, questa non la può sbagliare Brian Sacchetti. Importante per analizzare il finale di partita. Alza la parabola, canestro fallo e gita in lunetta. La chance perfetta per tornare a fare paura fino in fondo alla De Longhi. Step back di Nikolic, man of the match in questo finale. I tentacoli di David Moss. Vitali per Lansdowne che riceve e scarica la tripla. Non è finita, non è finita il palla verde. Vuole costruirsi la tripla da 7 metri che gira sul ferro. Il rimbalzo da parte di Nikolic, non commette fallo Zerini. È finale al palla verde. Dopo una vittima illustre come Venezia cade anche la Germania Brescia 72-68.